Incremento del personale e ampliamento delle strutture carcerarie sono stati i temi centrali dell'intervento del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari a Padova per la festa della Fondazione della Polizia Penitenziaria. Il tema del personale è al centro degli interventi dei sindacati dopo gli ultimi episodi di aggressione ai danni degli agenti anche nel carcere di Padova. Ostellari rivendica l'azione di governo che si sta impegnando per incrementare il personale. Abbiamo invertito un trend di marcia purtroppo negativo. Nei 3 anni siamo a 10.000 circa nuove assunzioni e poi abbiamo ovviamente investito molto non solo sulla polizia penitenziaria ma anche su tutto il comparto del personale, compresi i funzionari pedagogici che sono quelle figure che aiutano nel percorso rieducativo e ancora sulle strutture. Come sapete siamo in difficoltà sotto questo profilo ma con anche la nomina del nuovo commissario straordinario per l'edilizia abbiamo la necessità di recuperare circa 10.000 posti nei prossimi 2 anni. Autorità civili e militari hanno premiato gli agenti della Polizia Penitenziaria del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige che si sono distinti in servizio per aver sedato situazioni critiche. Il plauso è arrivato anche dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Triveneto, Rossella Santoro. Spesso in condizioni oggettivamente difficili, operando quotidianamente in un contesto di criticità del sistema carcerario italiano, con spirito di servizio e abnegazione, per garantire condizioni di sicurezza e rispetto della vita dei detenuti, in attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Ostellari ha poi annunciato l'avvio delle ispezioni delle carceri di una task force per evitare episodi di suicidi tra i detenuti. Abbiamo istituito proprio di recente una nuova task force formata da professionisti che stanno andando in loco nelle varie carceri dove magari il fenomeno è maggiore per capire esattamente se e come intervenire. Questo è un fenomeno molto complesso, non se ne può parlare in maniera scomposta, va fatta un'analisi chiara. La stiamo facendo dal 2022 con un gruppo di lavoro presso il DAP. Però adesso abbiamo implementato questo gruppo con questa task force di professionisti che andrà all'interno delle carceri.